Con l'articolo 21 della legge 38/2001, norme per la tutela della minoranza linguistica del Friuli Venezia Giulia, l'UTI del Natisone ha presentato un programma di sviluppo della frutticoltura e orticoltura di montagna per le zone delle valli del Natisone e delle valli del Toro, in collaborazione con l'Associazione Agricoltori Cnesi Casvese. Questo programma di interventi è finalizzato alla salvaguardia delle varietà autoctone locali e anche alla verifica di possibili ampliamenti della frutticoltura e dell'orticoltura per mezzo delle varietà autoctone locali. L'obiettivo principale del progetto era la salvaguardia della biodiversità, cioè delle varietà locali di frutta e di orticoltura che per tradizione venivano coltivate su questo territorio e che si riteneva necessario salvaguardarle anche da un punto di vista del patrimonio culturale, no? La Castagnicoltura ha segnato la storia delle valli del Natisone, anche dal punto di vista economico. Numerose varietà permettevano alla popolazione locale di commercializzare in Friuli ingenti quantitativi di castagne che venivano o venduti o col baratto cambiati col mais, col grano turco, no? Il primo lavoro di salvaguardia della castagnicoltura è stato realizzato circa 10 anni fa nell'area di Stregna San Leonardo con il progetto Prosto Costagna Terra di Castagne. Il primo passo per salvaguardare le varietà locali e soprattutto i castagni monumentali, cioè quelli più antichi, che era necessario recuperare come memoria del territorio. Con questo progetto avviato l'anno scorso, questo lavoro sulla castagnicoltura è stato implementato anche dal punto di vista genetico. Noi conoscevamo le varietà locali, conoscevamo i nomi, conoscevamo le ubicazioni, ma non eravamo sicuri se quelle varietà erano precisamente la porcinca o l'obiaco o il ranaz, perché in alcune zone delle valli venivano anche denominate in maniera diversa. Allora, sul lavoro fatto già all'inizio degli anni '80 sulla verifica delle varietà locali, in collaborazione con l'Università di Torino è stato fatto il grande passo della verifica genetica del DNA. Così noi siamo sicuri che su circa 60 piante che abbiamo recuperato con potature di rigiovanimento, abbiamo recuperato il materiale vegetativo, abbiamo fatto, c'è l'Università di Torino, diciamo, che sono molto specializzati nella castagnicoltura, hanno effettuato l'analisi genetica delle singole varietà e quindi noi siamo sicuri che quelle varietà che sono cartellinate, che sono anche rilevate col GPS, quindi siamo sicuri anche della loro geolocalizzazione, sono o porcinca o ranaz o obiaco, eccetera, eccetera. E il nostro territorio a livello della regione Friuli Venezia Giulia è quello che ha la più alta concentrazione di castagneti antichi, ma anche la più alta concentrazione di varietà diverse. Nello stesso tempo il programma prevede anche un successivo passo con i vivaisti sempre del Piemonte che sono un po' più specializzati nella castagnicoltura. Produrremo un consistente numero di piante di varietà locali che verranno assegnate alla popolazione locale di chi è più interessato a questa attività e individueremo appunto dei proprietari che faranno da custodi delle nostre varietà. Quindi abbiamo osservato i castagni cosiddetti monumentali, ma anche abbiamo adesso prodotto nuove piante che verranno piantate su superfici non tanto grandi e chi si presterà a fare questa benemerita, diciamo, partecipazione avrà la possibilità di custodire le varietà locali. È un lavoro fatto sia in un'ottica economica, ma anche e soprattutto sapremo che ci sarà una continuità con le nostre vecchie varietà. Contemporaneamente il prossimo anno faremo, sempre in collaborazione con l'ERSA, con la Regione Friuli Venezia Giulia,
col vivaio di Nimis. Produrremo ulteriori varietà locali. Queste qui verranno distribuite simbolicamente, in un numero anche in questo caso ridotto, per chi vorrà custodire le nostre varietà locali. Il programma prevede però anche un lavoro sulla varietà locale di mela seuca. In questo caso la collaborazione è sempre ERSA, ma abbinata all'Università degli Studi di Udine. È un progetto anche questo che riguarda una varietà locale, molto locale, che è conosciuta da Tarvisio fino a Gorizia e nel Posoce per la parte slovena, no? L'Università di Udine farà un lavoro di ricerca, verranno individuate le piante di mela seuca più idonee e resistenti e con le migliori caratteristiche fenologiche soprattutto, verranno riprodotte su portainesti che possono garantire una migliore resistenza alle principali malattie, siccome sappiamo che la seuca non è una varietà resistente alle malattie, però se riprodotta su portainesti idonei può avere una tollerabilità migliore. Questo lavoro qua verrà fatto su 2 appezzamenti, 2 aziende locali già individuate a Pulfar, che metteranno a disposizione una parte dei loro terreni, e alla fine della sperimentazione noi verificheremo quali delle piante di seuca riprodotte ha le migliori caratteristiche, no? E quindi la pianta che potrebbe un domani produrre ulteriori piante, e chi è interessato poter fare attraverso i vivai regionali un certo numero di piante e magari specializzarsi nella produzione di mela seuca, no? Il programma prevede anche un intervento sulla viticoltura. Adesso con i cambiamenti climatici, ma anche per il fatto che le valli del Natisone avevano nel tempo passato una tradizione anche viticola, l'ERSA ha promosso una sperimentazione con alcune varietà di uva da vino resistenti alla peronospora e tolleranti all'oidio, quindi delle varietà che si prestano alla coltivazione cosiddetta biologica. Verranno realizzati piccoli impianti dove con il supporto tecnico dell'ERSA, che in tutto questo progetto svolge un ruolo fondamentale sia per l'assistenza tecnica che per le attività di promozione, si verificherà se il territorio può essere idoneo a uno sviluppo anche della viticoltura. Il progetto ha anche un'attenzione verso l'orticoltura, e questo in particolare per la zona delle valli del Torre, più che altro concentrata nei paesi di montagna del comune di Artemis, di Taipana e di Lusevera, dove si è sviluppata un'orticoltura con una varietà locale di fagiolo che si chiama Fiorina, e questa varietà ha delle ottime caratteristiche organolettiche, e quindi si vorrebbe incentivare la coltivazione, considerato anche che quel territorio si presta in maniera ottimale. L'ERSA ha una collezione di varietà locali di fagiolo classificate e analizzate dal punto di vista genetico per essere sicuri del fatto che siano varietà locali e non importate, e sulla base di questo paniere verranno individuate le varietà che si adattano di più al nostro territorio. In questo momento siamo sicuri della varietà della zona delle Valli del Torre di fagiolo Fiorina, ma sicuramente ci sono altre varietà che si sono tramandate che probabilmente non siamo neanche a conoscenza. Il grande lavoro che fa l'ERSA di catalogazione di tutte queste varietà ci permetterà sicuramente in un futuro di avere un quadro più preciso. Accanto al discorso del fagiolo si darà anche una spinta e una verifica sulle migliori varietà di rapa che potrebbero essere coltivate sul territorio, e anche per esempio con le varietà di mais. L'ERSA ha fatto una ricerca sul territorio della nostra regione, e anche in questo caso sono state catalogate numerose varietà di mais. Ecco, tutte queste iniziative sono tutte finalizzate ad ottenere prodotti di qualità con un basso o se non nullo uso di prodotti chimici, per favorire una produzione locale
e anche la cosiddetta rete di vendita a chilometro zero, cioè valorizzare i prodotti locali e cercare di commercializzarli al meglio nel vicino territorio. Ecco, questo progetto è la continuazione di parecchie iniziative che sono state realizzate negli ultimi 20 anni sul territorio per capire e verificare le opportunità di sviluppo della frutticoltura. Il tutto nasce negli anni '80 quando l'ERSA, l'Ente Regionale di Sviluppo dell'Agricoltura, realizza un impianto sperimentale di varietà standard, cioè di varietà moderne, in località Azida, e si è potuto constatare dal punto di vista proprio tecnico sperimentale che il territorio si prestava alla coltivazione di mele che presentavano delle caratteristiche ottimali, no? E in effetti, se andiamo a vedere il risultato, alla fine è stato anche un buon risultato, perché al di là di alcuni impianti non andati a buon fine, sul territorio abbiamo 3-4 aziende che sono diventate aziende frutticole di tipo professionale e che quindi hanno trovato, diciamo, nella coltivazione delle mele anche un riscontro professionale dal punto di vista agricolo. La cosa che riteniamo migliore è che queste aziende sono tutte giovani e hanno voglia di imparare, di progredire e anche di sperimentare nuove esperienze. Alla fine il risultato c'è, perché abbiamo delle aziende che sono conosciute sul territorio per i loro prodotti di qualità e che quindi dimostrano che ci sono spazi per produrre al meglio. In tutte queste iniziative dobbiamo anche tener conto dei produttori cosiddetti hobbisti. Il forte legame culturale della nostra popolazione alle produzioni frutticole, quindi non solo castagno, mele, eccetera, anche uva e così via, e prodotti orticoli, ha fatto in modo che parecchi convaligiani hanno realizzato dei piccoli impianti frutticoli di tipo hobbistico, no? Dove coltivano i propri prodotti sia per l'autoconsumo sia per qualche piccola commercializzazione del surplus. Questo permette ai cosiddetti hobbisti di continuare una tradizione con l'aiuto anche dei produttori professionisti, perché dopo alla fine si è formata come una rete. L'associazione agricoltori come Svezia è molto presente sul territorio, collabora dal punto di vista tecnico, le aziende cercano di migliorarsi e quindi di conseguenza c'è un trasferimento delle conoscenze dai professionisti fino agli hobbisti e quindi si riesce a produrre prodotti di qualità tenendo conto anche delle esigenze ambientali. Questo porta, diciamo, anche sul territorio dal punto di vista ambientale e paesaggistico un miglioramento, no? Perché si vede questi piccoli impianti, nel periodo della fioritura l'ambiente ne guadagna, le piccole superfici che altrimenti sarebbero abbandonate vengono rimesse in coltivazione e quindi, diciamo, c'è un movimento che ci fa ben sperare per il futuro.